Sarà un derby tra speranza e rabbia, così ha detto Renzi sfidando Beppe Grillo, perché è tra loro due che la sfida delle europee, almeno in Italia, avrà un riverbero. Noi ne parliamo per una lavagna per due, ne parliamo con Barbara Lezzi del Movimento 5 Stelle e con Simona Malpezzi del Partito Democratico. Subito una correzione sul servizio di Introcaso, perché Freccero non è più direttore di Rai 4, cose che capitano quando si lavora anche con il fiato sul collo per andare in diretta. Allora, a proposito di lavoro, perché si parla di lavoro, vediamo che cosa è successo oggi in Parlamento, vediamo insieme questa clip, perché sul tema del lavoro, vediamo qui, sul tema del lavoro il governo Renzi ha messo la fiducia nel momento in cui sono andati al voto. Il Movimento 5 Stelle ha fatto vedere queste maglie, schiavi mai. Barbara Lezzi, quindi comincio dal significato di quella maglietta e qui scrivo la parola lavoro. Basta precarietà. Lo ha gridato la collega cittadina Nunzia Catalfo, che ha lavorato giorno e notte nell'ultimo mese per trovare quella riforma degli ammortizzatori sociali promessa da Renzi e negata spudoratamente. In cambio di questo abbiamo avuto maggiore flessibilità, ancora più precarietà e quindi ancora di nuovo mancanza di programmazione, di progettazione di vita delle persone che andranno a lavorare, se andranno, perché come dice la collega Catalfo, la cosa essenziale è che ha riempito un campo di calcio senza giocatori, perché le imprese non possono assumere, sono ridotte ad un peso fiscale ormai insostenibile e insopportabile, quindi al di là di quadri normativi annunciati e solo peggiorativi, non possono assumere, non hanno lavoro e non hanno le condizioni giuste per potersi rialzare. Malpezzi, questa parola, precarietà, è stata anche utilizzata dalla CGIL, che ha detto che con il decreto Poletti non si va a risolvere il problema della disoccupazione con le percentuali che ormai purtroppo conosciamo. Però in realtà il decreto Poletti garantisce questa sorta di continuità, perché quando noi garantiamo per 36 mesi la possibilità di rinnovo almeno 5 volte, diamo un'offerta in più ai nostri ragazzi, perché avranno l'opportunità di farsi conoscere. Precarietà io la sostituirei con flessibilità, che non è una parolaccia, perché la flessibilità è ciò che in questo momento, e non è la soluzione finale, non è la soluzione definitiva, ma è quell'inizio che consente l'accesso al mondo del lavoro. La flessibilità è quello che in Germania, dove il tasso di disoccupazione giovanile è al 7%, grazie agli interventi che sono stati fatti con il sistema duale e quindi con un intervento molto forte nel mondo della scuola, che noi ci dimentichiamo, ma è strettamente collegato al discorso del decreto lavoro, perché noi attraverso il decreto lavoro miglioriamo anche quello che è il contratto di apprendistato, il modo in cui si fa apprendistato, la formazione, e andremo a fare interventi anche sugli istituti professionali. Garantiremo un contatto tra impresa e mondo della scuola, che non devono andare separati, non dobbiamo avere paura neanche di questo. Allora, quello che voglio dire, e ci tengo in modo particolare, non diciamo che gli ammortizzatori sociali noi non li abbiamo previsti. All'interno noi parliamo anche della tax credit, che va a portare nuove garanzie per le donne. Qualcuno del Movimento 5 Stelle è venuto a dirci che con questo decreto noi abbiamo intenzione di togliere quelle che sono le detrazioni del coniuge a carico. Noi abbiamo intenzione di migliorare una normativa che adesso è paradossale, perché adesso meno guadagni, hai più detrazioni, e di norma il coniuge, la donna, non va a lavorare perché gli conviene, poverina, allora, per 65 euro. Noi cambiamo questa cosa, la andiamo a cambiare perché garantiamo questo e garantiamo in più la tax credit. Io faccio tante domande e voi... No, ma allora, questo ci tenevo. Sì, intanto voglio dire una cosa. Parlava di ammortizzatori. Settimana scorsa un ragazzo del pubblico ha mostrato una busta paga dicendo che venivano meno alcune agevolazioni fiscali. Poi abbiamo controllato quella busta paga, non era come stava dicendo quel ragazzo, lo dico per dovere di cronaca. Lei che è donna di centrosinistra o di sinistra, perché lì ci si sta, no? Sono una donna del PD, del Partito Democratico. Però non è una parolaccia. No, non è assolutamente una parolaccia. Non sarà più una parolaccia. Non è assolutamente una parolaccia, come non è parolaccia a sinistra, ma è Partito Democratico. Però, sì, ma
flessibilità era il punto d'arrivo di fronte al problema del lavoro così come lo conosciamo? Questo è un punto di partenza e nessuna norma, questo lo dice Poletti e lo ha detto a tutti, nessuna norma crea posti di lavoro, ma noi a fianco a questo stiamo cercando di dare l'aiuto alle imprese. Come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto con la riduzione dell'IRAP, l'abbiamo fatto abbassando il costo dell'energia, lo abbiamo fatto obbligando la pubblica amministrazione a pagare al più presto le imprese. Quelle cifre che voi avete dato prima nel servizio sono parziali perché noi stiamo costringendo, in un certo senso, facendo in modo che la pubblica amministrazione vada a pagare i debiti che ha nei confronti delle imprese. In questo modo, associando tutto il progetto va. Se noi prendiamo semplicemente una parte, non riusciamo a capire qual è il disegno complessivo di riforma. Basta e precarietà era la sintesi del suo intervento di prima. Adesso passi alla parte costruttiva. Per andare a incidere su quelle percentuali allora, che partiamo da una precisazione. I 23 miliardi che sono stati pagati alle imprese vengono dal decreto Monti e non da quello Renzi. Renzi ha promesso sì e no 9 miliardi di ulteriori accelerazioni di pagamenti che però risultano già scoperti. All'articolo 50, comma 11 dello stesso decreto IRPEF c'è già una clausola di salvaguardia, perché siccome sanno di per certo che non andranno a pagare queste imprese, perché già nell'altro decreto ci sono ben 5 regioni che hanno trattenuto i soldi e se veramente Renzi volesse fare un po' di pulizia e chiamare all'ordine i dirigenti dovrebbe prenderli tutti per orecchie e chiedere loro perché non hanno pagato quei soldi che erano stati dati direttamente per le imprese e questo lui ancora non l'ha fatto. In questa promessa degli scarsi 9 miliardi che si daranno alle imprese vediamo che è tutto costruito in una maniera pazzesca. Prima di tutto loro contano da lì di incassare maggiore IVA, col quale devono coprire parte di questo decreto, ma sanno già che non ce la faranno, quindi hanno inserito questa clausola di salvaguardia per cui dal 30 settembre del 2014 partiranno l'aumento di nuove accise e lo dice il decreto Renzi, lo ripeto, articolo 50,11, è già legge, come già legge un'altra clausola di salvaguardia per cui io ho presentato un emendamento insieme alle colleghe della Commissione Bilancio, vi faccio finire, perché questo è molto importante, perché quando io ho presentato questo emendamento in cui noi chiediamo a fronte della spending review promessa dal governo Renzi per 32 miliardi, l'abolizione di questa clausola che ci porterà a nuove tasse per 3 miliardi a partire dal 2015. Teniamo presente che l'IMU prima casa sono meno di 4, poi sono 7 miliardi nel 2016, però, e nel 2017 c'è tanto da dire, sono altri 10. Si sono pietrificati in Commissione Bilancio e balbettando mi hanno pregato di temporeggiare, perché era nel decreto Salva Roma questa nostra richiesta, nel decreto IRPEF avrebbero visto se c'erano o meno le coperture. Quando ho visto questo decreto, che non è affatto coperto, non farà altro che scaturire nuovo debito pubblico, tant'è che hanno già previsto nuove tasse. E ricordiamo anche un'altra cosa che è pregnante, perché mi scusi, il primo atto del governo Renzi è riportare la tassa sulla casa a 26 miliardi. Noi partiamo da 9 miliardi con l'ICI, poi eravamo arrivati a 24 con Monti, 20 l'anno scorso e siamo a 26. E chi pagherà di più sono le imprese, i negozianti, le nostre piccolissime imprese. Quindi non esiste quadro normativo che regga e questa è una precarietà che durerà 15 anni. Allora, aspettando un attimo. 15 anni. Tanto stiamo sull'argomento. Un conto è la flessibilità. Stiamo sull'argomento. Un conto è la flessibilità, se accompagnata da ammortizzatori sociali non fasulli. Reddito di cittadinanza, solo così si restituisce decenza e dignità a questo popolo. Ripartiamo da questo, giusto per dare ancora un po' più di sapore. Vediamo che cosa ha detto Renzi. Renzi. Ripartiamo da lì. Renzi, vediamo la clip su Renzi, vediamola. A Piombino, quando Beppe Grillo è andato per tentare di fare una volta di più lo sciacallo su una realtà aziendale in crisi, io non sono propriamente uno di quelli che va d'amore e d'accordo, come è noto, con il sindacato, è risaputo, vedo Guglielmo che scuote la testa, comprensibilmente. Eppure se c'è un luogo dove non si va a attaccare il sindacato è dove c'è una fabbrica in crisi. Non vai alla Lucchini a tentare di mettere contro le lavoratrici e i lavoratori contro il sindacato. Questa è la differenza tra chi scommette contro l'Italia e chi scommette per l'Italia. Allora, ripartiamo quindi da qui. Ripartiamo da qui. Intanto, reddito di cittadinanza, ci tenevo a precisare.
Loro sono arrivati, quando Grillo è andato dal Presidente della Repubblica a presentare i suoi 20 punti, parlava di questo reddito di cittadinanza, 1.000 euro a tutti i cittadini. Il reddito di cittadinanza così impostato, che non è il reddito minimo garantito, loro hanno presentato questa proposta di legge, prevedeva prima 1.000 euro, adesso 600, non dicono le coperture, il totale sarebbe 300 miliardi, che sarebbe certo il 20% che hanno bocciato il suo uguale, decreto. io non l'ho interrotta, il così. 20% di PIL. Il reddito di cittadinanza ha un valore universalistico, significa che va a tutti, perché non sta a valutare sulla base di chi guadagna tot e quindi pone i tetti o pone i limiti, significa che io guadagno 300 e prendo il reddito di cittadinanza, chi guadagna 3 prende lo stesso reddito di cittadinanza, vuol dire che i figli di Berlusconi prendono il reddito di cittadinanza. Questo è il modello che loro stanno presentando, questo è il modello dei 5 Stelle, perché il reddito di cittadinanza, come è stato presentato, ha questo carattere. Diverso è il reddito. Sono contenta che tutti abbiano letto la loro proposta di legge. Andiamo a vedere cosa invece è il reddito minimo garantito. Proposte già presenti almeno in 15 paesi europei. È andata giù la voce perché urlo. Allora, quindi reddito di cittadinanza contro 15 paesi contro il reddito minimo garantito, che è un'altra cosa sulla quale abbiamo presentato anche noi proposte di legge, c'è la proposta di legge Leva per esempio. Questo è un altro discorso, ma il reddito minimo garantito andrebbe a uniformare, per dire, la pensione sociale, la pensione di invalidità. Sarebbe un sistema complessivo per cui noi pensiamo a una copertura di 9 miliardi, in parte finanziati dallo Stato centrale, in parte dalle autonomie locali. Perché questo? Perché consente anche il controllo e consente ai comuni che attraverso gli assessorati ai servizi sociali hanno una visione di quella che è la situazione delle singole famiglie. Perché ricordiamoci che questo è anche il governo che ha visto una serie di sindaci poter portare avanti delle loro proposte. Allora, chiederò la differenza. No, io le dico subito. Sentiamo Grillo che cosa ha risposto a Renzi. Ma guardi, al di là sentiamo Grillo che cosa ha risposto a Renzi. Guardando la TV, una partita di calcio, ho visto veramente qualcosa di strano. Ho visto i funerali della Repubblica Italiana proprio in diretta. L'abbiamo visti i funerali. Dov'era lo Stato, sugli spalti o sotto gli spalti? Dov'era? Genia Carogna sotto e Renzi a menzogna sopra. Io vado da Renzi e non parlo con lui. Perché? Perché tanta gente mi ha detto ma potevi farlo parlare. Perché? Devo stare a sentire uno che mente anche a sua mamma? Va bene. Allora, abbiamo sentito le due sintesi politiche. Effettivamente, al di là della lezioncina, se sono così pronti, hanno fatto questa proposta di legge, che la portassero in Parlamento, ce la facessero discutere, e non mettessero magari la settima fiducia, perché siccome sanno che non hanno i numeri, vanno a botta di fiducia, perché chiaramente con l'opposizione loro non possono parlare, perché sanno che non hanno i numeri per andare di nuovo alle elezioni, quindi si proteggono. È quello per cui il movimento è profondamente indignato, perché quando è arrivato in Parlamento è riuscito finalmente a togliere dall'istituzione un delinquente, un pregiudicato, e Renzi, il grande rottamatore, è riuscito a riprenderlo per quei pochi capelli che gli rimangono e a fare le riforme istituzionali con un condannato. Perché qua ci sono due notizie. Scusate, il Movimento 5 Stelle e i cittadini per questo si indigna. Non stiamo dietro veramente a un mero moralismo che non porta a nulla. A noi preme sapere cosa vogliono fare per le imprese che chiudono, per le persone che hanno le bollette sul comodino, e non si mangiano il Senato le persone, è chiaro, non mangiano riforme elettorali annunciate. Allora, a parte il fatto le due notizie? le due notizie è che loro hanno voglia di discutere in Parlamento, perché per ora loro non hanno mai dimostrato la voglia di discutere. C'è fiducia? Per loro discussione, scusate, per loro perché per loro 4 voti di fiducia sono... Per loro discussione è noi diciamo le cose, cioè loro, e gli altri le devono accettare, perché se loro avessero... Però lei ha detto siamo pronti a discutere la vostra proposta. Ma non hanno votato neppure quando abbiamo salvato
e tentiamo di salvarlo Piombino, hanno votato contro anche su quello. No, però, votano con i pregiudizi. Adesso No, diranno anche, scusate, perché la reclusione... Non ho interrotto la senatrice. No, però, no, scusate, no, interrompo un attimo io, visto che è anche il mio lavoro. Certo. Lei ha detto, portate il reddito minimo garantito in Parlamento e ne parliamo. Ma non è assolutamente detto che questa cosa possa essere esclusa. Cioè, assolutamente, no, voglio dire, ma scusate, non è assolutamente detto, c'è una legge, c'è una proposta di legge anche depositata. L'altro elemento che è assolutamente interessante, loro utilizzano, Grillo utilizza come sempre i termini che lui conosce bene ed è quello del pregiudicato e di altro. Io intendo dire questo. Noi non abbiamo salvato Berlusconi, noi abbiamo rispetto, abbiamo rispetto per gli elettori tutti, abbiamo rispetto per i 9 milioni di elettori che hanno votato Berlusconi, abbiamo rispetto per i vostri. Allora date il reddito minimo anche ai figli di Berlusconi, signora. Ma questo è quello che volete fare voi. Ultimo, questo è quello e poi che purtroppo volete fare guardate che voi. ho un deficiente. Una cosa, questo è quello che volete fare voi. perché questa recrudescenza mediatica da parte del Partito Democratico che dice che diciamo sempre no, mediatica. addirittura quando dicono che noi abbiamo votato contro l'abolizione del finanziamento pubblico, abbiamo votato contro perché ci sono 91 milioni di euro sempre per i partiti fermi in bilancio e noi diremo sempre no. Allora, Loro vogliono a me salvare i lavoratori. questo dibattito... Loro vogliono salvare i lavoratori e non sanno che i partiti questo dibattito per tutti, per tutti, 91 milioni di euro per i partiti. A che cosa servono quei Allora, soldi? scusate, se no dopo vengo sgridato.